Matteo Arsti per BPTV, siamo qui con mister Quaresmini Ospitaletto, primi 30 minuti di grande qualità in cui avete trovato il vantaggio, poi secondo tempo un po' più rinunciatario forse da un certo punto di vista. Cosa ne pensa della partita dei suoi? Ma no, io penso che noi abbiamo fatto un'ottima partita, sono d'accordo con te che magari abbiamo fatto un po' meglio il primo tempo, forse leggermente meno il secondo, dove secondo me abbiamo sempre fatto comunque un'ottima partita. Penso che il fatto che al secondo tempo abbiamo fatto forse qualcosina in meno è perché comunque c'era anche l'avversario, ci sono le qualità di un Palazzolo che penso sia una squadra forte, una squadra di prima fascia che ambisce a un ruolo da protagonista in questo campionato, dunque non possiamo guardare solo esclusivamente quello che riusciamo a fare, ma anche quello che gli avversari riescono a farci fare. Sì, un primo pareggio in trasferta dopo solo vittorie, un pareggio che da un lato fa uscire contenti perché comunque venire qua a Palazzolo e portare a casa dei punti non è mai semplice. Dall'altro lato sul campo la sensazione era sempre che qualcuna delle due squadre potesse provare a vincerla e quindi un po' di amaro in bocca per non averla vinta. Sì, esatto, sono contento, anzi contentissimo della prestazione, per come si è comportata la squadra. È normale che c'è quell'amaro in bocca perché comunque ci sono situazioni dove secondo me potevamo andare sul 2-0, o comunque da valutare degli episodi dove secondo me si poteva avere l'occasione per fare il 2-0. È normale che dopo l'1-1 non grida allo scandalo, perché penso che il Palazzolo abbia fatto la sua partita, aveva avuto le occasioni anche loro e quindi sono contento. Non si può pensare sempre di andare al massimo, però penso che la squadra per lunghi tratti sia andata molto forte. Grazie mister. Prego. Matteo Arsti per BPTV, siamo qua con mister Didu, un 1-1, appunto prima parte del primo tempo un po' bloccata, poi siete riusciti a sbloccarvi, il gol di Pinardi nel secondo tempo e tanta sfrontatezza. Come ha visto la gara? Sì, l'analisi della partita è un po' questa, ci sono stati i primi 30 minuti da parte di tutte e due le squadre di studio, abbiamo giocato, abbiamo palleggiato secondo me bene, sicuramente non con un grandissimo ritmo. Poi il gol che è nato da una palla un po' vagante, da una palla lasciata lì ai limiti dell'area, ha spezzato un po' la partita. E poi da lì abbiamo reagito subito con un gran tiro di Ciccone, poi il secondo tempo secondo me siamo entrati in campo con un piglio diverso, ci siamo un po' sbloccati, abbiamo avuto meno tensione, abbiamo avuto voglia di puntare l'avversario, di condurre forte la palla in avanti, di servire bene gli attaccanti, quindi abbiamo fatto un secondo tempo in crescendo, abbiamo pareggiato subito, abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, abbiamo combattuto contro una signora squadra, forse è una partita che poteva finire con una vittoria da entrambe le parti, ci prendiamo questo punto e ci apprestiamo di nuovo a un turno, a 3 turni, a 3 partite in una settimana che saranno fondamentali per il nostro percorso. Ecco, ripartirei dalla sfrontatezza che abbiamo detto nel secondo tempo anche riguardo i cambi, non ha tolto Barois quando è entrato Ceravolo. Ecco, cosa l'ha portata a fare questi cambi offensivi e cosa l'ha portata anche a rischiare magari da un certo senso? Ma io credo che l'allenatore ogni tanto debba dare dei segnali ai ragazzi e il segnale era quello di fare fatica, avere sacrificio nella fase di non possesso, ma non volevo privarmi di 2 attaccanti, quindi abbiamo cercato di adattare magari qualcuno in qualche posizione in una giornata che comunque ho dovuto togliere Muic e Pinardi perché comunque erano stanchi, abbiamo finito con Pedone davanti alla difesa, però abbiamo provato fino alla fine, infatti l'occasione di Ceravolo c'è stata, l'occasione di Pinardi prima c'è stata, quindi secondo me bisogna dare anche dei segnali importanti in queste partite, bisogna avere voglia in primis da me, dalla panchina, di provare a vincerle, sempre non dimenticando che ci vuole grande equilibrio e grande sacrificio, perché se i ragazzi non ci mettono quello è inutile proporre. Io non sono di quelli che crede che con tanti attaccanti vinci, con tanti difensori non prendi gol. Secondo me bisogna avere una grande predisposizione in entrambe le fasi, questo sì. Una piccola battuta, Pinardi ha fatto un gran gol, ha preso un palo che forse è ancora più bello del gol, ma in allenamento vi delizia sempre con queste qualità. Pinardi è un giocatore che ha un gran piede, un gran calcio, i numeri lo dimostrano, secondo me lì non si mente mai, e lui tutti gli anni riesce a fare 4-5 gol, 3-4 gol, assist, c'ha calcio piazzato, quindi non lo si scopre. Bisogna, secondo me, ormai anche nei giocatori in mezzo al campo
c'è poco da fare, bisogna avere dei numeri perché ci sono giocatori come Mucci, come Ciccone, come Pedone, lo stesso i giovani che hanno delle grandi qualità, però bisogna avercelo nella testa, bisogna rischiare qualche volta in più perché magari il tiro di Pinardi era un rischio, qualcun altro l'avrebbe stoppata, invece lui ha calciato al volo, qualche volta tiri fuori, ma tante volte se ti concentri e ti alleni bene ci sono caratteristiche che possono permetterti di fare anche quel tipo di gol. Grazie mister. Grazie.